Quando l'avvocato civilista assiste in giudizio una pluralità di parti, come deve comportarsi con la parcella? Capita ancora di imbattersi nell'adagio per cui una volta c'erano le tariffe, adesso ci sono i parametri forensi. Non è così. Le tariffe sono state abrogate, i parametri forensi sono tutt'altro, sono uno strumento che serve al giudice per liquidare le spese di lite. Oggi il principio è quello per cui avvocato e cliente possono liberamente pattuire i compensi previsti per l'attività professionale. Ciò chiarito, nulla vieta che avvocato e cliente, appunto perché liberi, decidano di applicare esattamente i parametri forensi. E allora torniamo alla domanda iniziale. Se siamo nel caso di assistenza in giudizio di una pluralità di parti, come ci si comporta con la parcella? Le regole sono essenzialmente due. La prima: per ogni parte assistita ulteriore rispetto alla parte principale si può applicare un aumento del 30%. Seconda regola: quando l'avvocato nell'assistere una molteplicità di parti con la stessa posizione non ha dovuto approntare delle difese distinte, al compenso unitario altrimenti liquidabile si applica una riduzione del 30%. Alcuni giudici, alcuni colleghi e alcuni strumentari online fanno un'applicazione di queste regole che porta a risultati non condivisibili e talvolta addirittura paradossali. Questo in estrema sintesi il loro procedimento. Facciamo l'esempio di un compenso base unitario di 1.000 euro e di 3 parti assistite in giudizio. 1.000 euro per la prima parte, primo aumento del 30%, 300 euro per la seconda parte assistita, un ulteriore aumento del 30%, 300 euro per la terza parte assistita, totale 1.000 più 300 più 300, 1.600. Bene. Se però l'avvocato non ha dovuto approntare difese distinte, questo 1.600 viene ridotto del 30%. Qual è il problema? Il problema è che se le parti sono due e applichiamo lo stesso procedimento, avremo 1.000 per la prima parte, più 300 per la seconda, totale 1.300. Se l'avvocato non ha approntato difese distinte, riduciamo il tutto del 30% e ci ritroviamo con 910. Quindi ci ritroviamo con un compenso per aver assistito due parti inferiore a quello che era previsto per assistere una parte. Questo ovviamente non ha alcun senso. Una soluzione alternativa è quella di applicare alla lettera la disposizione. La seconda regola, se si ricorda, diceva: si applica una riduzione del 30% nel caso in cui l'avvocato non abbia dovuto approntare difese diverse a cosa? Al compenso unitario altrimenti liquidabile, quindi a 1.000. Per cui la soluzione alternativa è prendere 1.000, ridurlo del 30% se le difese sono identiche, si ha 700, e questo 700 serve come base di calcolo per quantificare gli aumenti percentuali del 30% per ogni parte assistita in più oltre alla prima. Quindi 3 parti avremo 1.000 più 210, che è il 30% non di 1.000 ma di 700, più 210, che ancora una volta è il 30% di 700 e non di 1.000. Il risultato che si ha è perfettamente congruo, perché è superiore rispetto al compenso che si avrebbe per l'assistenza di una parte ed è inferiore rispetto al compenso che si avrebbe per assistere una molteplicità di parti con difese diverse. Infatti funziona perfettamente anche nel caso di due parti assistite, perché avremo 1.000 più 210 che fa 1.210, che giustamente è più di 1.000, cioè più del compenso per assistere una parte, e meno di 1.300, che è il compenso per assistere due parti ma con difese distinte. Per maggiori approfondimenti visitate il nostro sito web e seguiteci su Facebook.